Quanto ci costa l'inflazione? La CGIA di Mestre ha fatto il conto e il risultato è davvero impressionante. 8,3 miliardi di euro andati in fumo da inizio anno, con una inflazione stimata per il 2022 all'8%. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 10 ottobre 2022. La prima notizia del giorno riguarda l'inflazione che mangia i risparmi dei veneti, togliendo 8,3 miliardi di euro dai conti corrente delle famiglie venete. Lo studio appunto della CGIA di Mestre, la notizia sui quotidiani del gruppo GEDI di oggi: a Padova, Verona e Treviso le perdite del potere d'acquisto più elevate. L'inflazione quindi si mangia i nostri risparmi, una vera e propria stangata, e poco cambia che una piccolissima parte di questa perdita, appunto 8,3 miliardi di euro in Veneto, sarà sicuramente ricompensata dall'aumento degli interessi sui depositi. Il pericolo che la nostra economia, dice la CGIA di Mestre, stia scivolando verso la stagflazione è molto elevato, con le difficoltà legate alla pandemia, agli effetti della guerra in Ucraina, all'aumento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici. Rischiamo nel medio periodo di veder scivolare la crescita economica verso lo zero, con un'inflazione che invece potrebbe superare tranquillamente le 2 cifre. Contrastare la stagflazione, segnala l'ufficio studi della CGIA di Mestre, è un'operazione molto complessa. Per attenuare la spinta inflazionistica, gli esperti sostengono che le banche centrali dovrebbero contenere le misure espansive e aumentare i tassi di interesse, operazione che consentirebbe di diminuire la massa monetaria in circolazione. È evidente che, avendo un rapporto debito-PIL tra i più elevati al mondo, con l'aumento dei tassi l'Italia registrerebbe un incremento del costo del debito pubblico, un problema che potrebbe minare la nostra stabilità finanziaria. Questo il quadro nel pezzo, nell'articolo sui quotidiani del gruppo GEDI. In ogni caso, appunto, ripetiamo ancora una volta il dato: inflazione all'8% nel 2022, perdita del potere d'acquisto di 8,3 miliardi di euro in Veneto. Voltiamo pagina e parliamo di politica, crisi e bilancio della regione Veneto. C'è un intervento del presidente della giunta regionale Luca Zaia, che ora pressa l'assessora Lanzarin, assessora alla sanità e il sociale, e le dà mandato di realizzare subito la riforma delle IPAB. Parliamo della riforma attesa da oltre 20 anni, dal 2001. Il Veneto è l'unica regione a non aver ancora realizzato la riforma delle IPAB. Parliamo quindi di case di riposo, residenze per anziani e non solo. Volpe, il presidente veneto di Uripa, dell'associazione appunto delle case di riposo, avverte: con il caro bollette saremo costretti ad aumentare le rette delle strutture di 400 euro al mese, insomma non poco. Leggiamo l'articolo di Laura Berlinghieri sempre sui quotidiani del gruppo GEDI. C'è una mozione dell'opposizione in Consiglio regionale che chiede un finanziamento straordinario da 13 milioni di euro e la riduzione dell'IRAP a carico delle strutture, delle case di riposo. Quindi le RSA, le case di riposo, dal canto loro chiedono con forza l'addizionale IRPEF per poter sopravvivere. Il dibattito sull'addizionale sta appunto proseguendo nel corso della settimana. È appunto da lunedì scorso che se ne parla. Vediamo nel dettaglio la richiesta dei consiglieri regionali dell'opposizione, che hanno chiesto alla giunta Zaia di intervenire con un finanziamento straordinario da 13 milioni di euro e soprattutto di ridurre l'IRAP a carico delle IPAB dall'8,5% attuale al 3,5%, per un valore annuo di 12 milioni di euro. Si tratterebbe comunque di una pezza, spiega il capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai, aspettando una riforma
che dovrebbe, secondo l'opposizione, rientrare entro i seguenti paletti. Le IPAB devono essere slegate dalla mera intrusione politica con personale dirigenziale, i patrimoni devono restare nei territori d'origine, le IPAB vanno valutate con giudizi di impatto, rating sociale sui territori, come avviene in qualsiasi impresa sociale del terzo settore. Spiegato in soldoni, la riforma delle IPAB avrebbe come fine la trasformazione degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza in aziende di servizi pubblici alle persone pienamente integrate all'interno del sistema sociosanitario regionale e in generale della filiera dell'assistenza territoriale. Lo prevede una legge che quest'anno compie il suo 22esimo anno di età, è la 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questa è una legge nazionale, la legge regionale che la applica appunto ancora manca. Dopo 22 anni di rincorse, promesse e inerzie, Luca Zaia ora fa la voce grossa e incalza l'assessora Manuela Lanzarin, dice voglio la riforma delle IPAB. Attenzione però, perché si tratta dell'ennesima promessa del presidente veneto e dell'assessora anche alla sanità, che all'inizio del 2018 assicurava questo è l'anno della riforma delle IPAB. Da allora sono trascorsi 47 mesi. Certo, nel mezzo c'è stata anche la pandemia con altre priorità, ma della riforma in ogni caso non c'è nemmeno l'ombra. Questo è un fatto che impatta in maniera concreta sulle case di riposo, sottolinea Laura Berlinghieri nel suo articolo per i quotidiani del gruppo Gedi. Ad esempio, le RSA ascrivono proprio la loro natura ibrida all'essere tagliate fuori dal drenaggio di risorse. 120 milioni di euro stanziati con il decreto legge sostegni per il terzo settore, denaro per far fronte all'aumento dei costi delle bollette, che secondo Roberto Volpe, il presidente di Uripa, dovrà allora ricadere sulle famiglie degli ospiti con gli aumenti più volte annunciati fino ai 400 euro al mese. Questa è la stima per le 363 strutture venete con 32.195 posti letto, quindi aumenti che andranno a impattare su circa 40.000 anziani e 40.000 famiglie del nostro territorio. Voltiamo pagina e ricordiamo l'anniversario della tragedia del Vajont. Ieri c'è stata la cerimonia appunto per il 59esimo anniversario del Vajont. Il sindaco di Longarone durante la cerimonia ha ricordato che ora tocca ai giovani farsi carico del ricordo e della memoria. C'è una storia e una lezione da tramandare nella tragedia del Vajont, dobbiamo coinvolgere i giovani e guardare al futuro. Quindi memoria e futuro in preparazione per le sfide del 60° anniversario che si terrà l'anno prossimo. Questi i temi chiave del discorso del sindaco di Longarone Roberto Padrin durante la commemorazione civile del 59esimo, che chiude un periodo di ricordo più sobrio rispetto al passato, ma ugualmente significativo. Il prossimo anniversario, ha detto Padrin, nel cimitero monumentale di Fortogna lo celebreremo con 2 obiettivi: fare memoria per rispetto e profonda vicinanza a superstiti e sopravvissuti, e volgere lo sguardo verso il futuro coinvolgendo i giovani, quei giovani che vedo sempre poco presenti in queste occasioni. Sulle loro spalle dovremo porre la storia e la lezione del Vajont affinché possano farsi carico della tristissima storia che hanno vissuto i loro genitori e proiettarla nel futuro a monito perenne di quanto accadde il 9 ottobre 1963. Quest'anno le celebrazioni del 9 ottobre sono state intrise di una maggiore sobrietà rispetto agli anni scorsi, ma ciò nonostante l'emozione che emerge in ogni singolo appuntamento rappresenta una piccola pietra dedicata alla ricostruzione di questa comunità. Queste le parole del sindaco. Chiudiamo l'edizione di oggi con una notizia flash: infortuni sul lavoro, emergenza in Veneto, in Friuli invece dati migliori. La notizia sul Gazzettino di oggi: ieri a Fiume Veneto la giornata nazionale dell'ANMIL, dell'Associazione Nazionale Mutilati sul Lavoro. In Italia 3 vittime al giorno, con un 10% di incidenti mortali in più negli ultimi 8 mesi. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Noi come sempre torniamo a sentirci domani mattina. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.